e benvenuti dal Pala Cosenza da Cristian De Nicolò per questo match tra i rossoblù e i giallorossi valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A. Andiamo subito a dare lettura di quelle che saranno le formazioni del match, che inizierà tra pochissimi minuti con la Pirossigeno Cosenza che si schiera con Lo Conte e Del Ferraro come portieri, poi Adornato, Capitan Marchio, Trentin, Bavaresco, Mateus, Felipigno, Jefferson, Restaino, Pedrigno e Cabeza. Risponde invece il Benevento 5 con Marchesano e Ielmi tra i pali e poi Osema, De Crescenzo, Del Grosso, Fabigno, Titon, Bolognino, Pastore, Mellone, Collette e Lolo Suazo. È iniziato il match, primo possesso per il Benevento, Lolo Suazo da Titon, fischiatissimo l'ex del match, passa in mezzo a due, poi va da Fabigno, quindi Lolo Suazo, conclusione da metà campo, blocca Del Ferraro. Cabeza sembra avere intenzioni belliche, poi va da Mateus che calcia, trova l'intervento di Marchesano, primo squillo del match dopo 2 minuti e 10 per la Pirossigeno Cosenza. Taglio di Trentin, ha capito tutto Lolo Suazo, alimenta l'azione del Benevento con Fabinho e Osema che hanno scambiato, poi Titon alla conclusione sul primo palo, pallone che è terminato largo, verticalizzazione di Jefferson a cercare e trovare Cabeza che poi con una giocata prova a liberarsi di Osema, determinante qui Jefferson evitare il contropiede, andare alla conclusione e trovare l'intervento di Marchesano vicino al gol la Pirossigeno Cosenza con Jefferson, non c'è un attimo di tregua, altro out a favore dei rossoblù. Lolo all'indietro, anzi no, sulla diagonale da Titon che va alla conclusione. Felipigno verticalizza per Cabeza che controlla, spalla la porta e si gira, costringe Marchesano a riflesso sul primo palo, gran parata dell'ex portiere dello Sporting, ancora corner per i rossoblù. Quindi Fabigno tallonato da Marchio che gli strappa il pallone solo per un attimo, rimonta decisiva di Trentin, fallosa per il direttore di gara, punizione a favore del Benevento. Parte la rincorsa di Titon che va da Bolognino, conclusione che è terminata sul fondo, occasionissima per il Benevento. Pallone intercettato da Cabeza, poi Felipigno prova a ripulire la sfera. Cabeza ce l'ha buona per calciare, Marchesano intercetta, poi pallone che termina tra le sue gambe e infine sul palo. Con fortuna qui il Benevento si salva e viene fischiato nel frattempo un calcio di rigore alla formazione sannita con tanto di ammonizione per Marchio, quinto fallo dei rossoblù. Lolo Suazo prende la rincorsa, calcia, spiazza Del Ferraro e porta in vantaggio il Benevento. E avanti la formazione di Fausto Scarpitti con il rigore realizzato da Lolo Suazo, 1-0 al minuto numero 13 e 0-1 di questa prima frazione. Doccia fredda per i rossoblù che da un possibile gol del vantaggio sul rinvio del portiere commettono il quinto fallo, che è anche un fallo a rigore. Poi Lolo Suazo bravissimo a spiazzare Del Ferraro, difende su due linee la formazione di Scarpitti, Adornato per Pedrigno, quindi Bavaresco riceve spalle alla porta, lascia lì per Adornato, buona l'iniziativa, ottima l'imbucata sul secondo palo per Pedrigno, ma questa è un'azione provata, riprovata e straprovata in allenamento, suolata di Bavaresco, imbucata sul secondo di Adornato, tapping di Pedrigno che tagliava e 1-1 ha pareggiato subito la Pirossigeno Cosenza con il gol del proprio numero 30 e di nuovo in partita la formazione di Bagnes che rimette tutto in parità. 1-1 a 5:40 dall'intervallo e immediato time out chiesto da coach Fausto Scarpitti. Occhio alla possibile controtransizione in 2 contro 3. Cabeza conduce, va da Felipigno che calcia, pallone che è terminato sul fondo. Calcio piazzato per cercare il gol, volée di Jefferson e tacco di Cabeza, pallone che viene allontanato. 2 secondi, 1 secondo sul rilancio di Del Ferraro. Termina un bel primo tempo tra Pirossigeno Cosenza e Benevento che vanno a riposo sul punteggio di 1-1. A rigore di Lolo Suazo ha risposto Pedrigno. Per noi è tutto, a tra pochissimo per il secondo tempo di Pirossigeno Cosenza Benevento 5. Rieccoci in diretta amici sportivi dal Pala Cosenza, dove tra pochissimi istanti inizierà il secondo tempo tra Pirossigeno Cosenza e Benevento 5, punteggio inchiodato sull'1-1. Cabeza va sull'esterno e calcia, trova il petto di Marchesano. Domani chiuderà il turno il posticipo tra Vitulano Draghistor Manfredoni e Talservis Pesaro. Qui De Crescenzo per Titon, conclusione respinta da Jefferson, poi De Crescenzo sul secondo palo, respinge ancora Del Ferraro. Cabeza controlla molto bene, spalle alla porta, prova a girarsi su Osema che resiste fino a un certo punto, poi conclusione di Bavaresco respinta da Lolo Suazo che rischia con questo sombrero ma chiude un fantastico 1-2 con Titon. Lolo Suazo alla conclusione, respinge Del Ferraro e Adornato che ha ricevuto adesso.
Finta su De Crescenzo che finisce a terra. Poi Trentin fuori per Marchio che va col mancino. Ancora Marchesano. Trentin spalla alla porta, serve Felipigno che mantiene il pallone in campo. Poi Trentin cerca l'imbucata, pallone intercettato. Si torna dietro da Pedrigno che libera il destro. Marchesano vola all'incrocio e leva il pallone dall'angolino. Determinante qui l'intervento di Marchesano sulla conclusione di Pedrigno. Rimessa che verrà battuta in questo momento proprio da Felipigno. Cerca Pedrigno sul secondo palo. Interviene Marchesano, poi Marchio. Pallone che termina in fondo al sacco. Ha completato la rimonta la Pirossigeno Cosenza con il gol del proprio capitano che fa 2-1 e porta in vantaggio per la prima volta nel match gli uomini di Bagnes. Pari De Marchio 2-1 e in vantaggio la Pirossigeno Cosenza. Andiamo a rivedere nel replay, conclusione di Pedrigno, ribattuta da Marchesano, poi sulla botta di Marchio nulla poteva l'ex portiere dello Sporting Sala Consilina. Ora Lolo Suazo prova ad attivare il turbo su Restaino, va dall'altra parte dove c'è Colletta, conclusione sul secondo palo, tappin vincente di Fabinho. Botta e risposta nel primo tempo, botta e risposta nella ripresa, pareggia la formazione sannita con il gol di Fabinho quando siamo giunti esattamente al minuto numero 7:22. Dura 26 secondi il vantaggio dei rossoblù, l'ha già rimessa in parità Fabinho e 2-2 al Palacosenzia. Con il gol dell'ex Acquesapone, azione lampo del Benevento con Suazo che ha provato a sgasare sul Restaino, è andato da Colletta sull'Oz Mancino, di corsa è riuscito a passare sull'avversario il numero 77 e poi mettere questo pallone sul secondo palo che Fabinho ha solo dovuto spingere in porta. 2-2 al Palacosenzia. Adesso Cabeza a puntare Josema sull'Oz di sinistra, converge il calcio alle mani di Marchesano a mettere in corner. Splendida botta da parte dell'88, splendido intervento da parte del 22. Partita che adesso si accende, vista anche l'importanza della posta in palio da ambedue le parti. Ora Fabinho a servire Volognino, conclusione! La ribaltata del Benevento con il gol di Emanuele Volognino. Ancora in contropiede la formazione di Fausto Scarpizzi realizza il gol del 3-2 e torna in vantaggio. È una roulette questo match, ma è una partita bellissima. 3-2 per il Benevento. Segna Volognino al minuto numero 7:47. Predica calma il direttore sportivo Rocco Bossio dalla panchina rossoblù. Fuori per Jefferson, doppia finta, poi si torna a Cabeza, occhio alla superiorità, conclusione, intercetta Marchesano che mette in corner. Felipigno passa molto bene, serve Bavaresco che allarga per Cabeza, forse avrebbe potuto calciare, poi Pedrigno, pallone che termina altissimo. Marchesano rimette subito in gioco, calcia Josema, gol spettacolare del numero 3 che fa 4-2, porta per la prima volta nel match a +2 il Benevento sull'assist di Domenico Marchesano. Qui però la retroguardia della Pirossigeno Cosenza, soprattutto nel cambio Bavaresco del Ferraro, probabilmente ha sbagliato più di qualcosa. Immediato time out chiesto da coach Bagnes perché la sua squadra a 8:57 è sotto di 2 reti con il gol di Josema. 4-2. Scambia sempre col 23, lui a gestire, poi Cabeza, spazio per il destro, Marchesano attento sul primo palo, corner. Cabeza orienta e calcia, Marchesano attento. 3-0-2 alla sirena. Trentin ancora per Pedrigno, fuori da Jefferson, conclusione che trova la deviazione di Trentin. Eccolo il lampo che rimette in gioco il rossoblù. 4-3 segna Rodrigo Trentin a 3 minuti dalla fine. Gioca Conte che a 2:57 Rodrigo Trentin rimette in corsa la Pirossigeno Cosenza e 3-4 al Palacosenzia. Pedrigno ancora Jefferson, prende campo centralmente, poi Pedrigno conclude e colpisce la traversa a un passo dal 4-4 il rossoblù, a caccia del 4-4. Jefferson verticalizza male, intercetta Volognino, conclusione e gol del 5-3. Emanuele Volognino riporta a +2 il Benevento sull'errore colossale di Jefferson. Rientra Bavaresco come power play. Benevento però che a 1 minuto e 28 si riporta avanti, o meglio si riporta sul +2, forse in maniera decisiva. Utilizziamo il condizionale, ma qui bravo Volognino sicuramente a inquadrare lo specchio alla porta, ma
poi Trentin, ecco Cabeza, conclusione Marchesano in 2 tempi, allontana Josema, intercetta Cabeza, Bavaresco per Jefferson che si gira e calcia, Marchesano determinante a 52 secondi alla sirena. E ancora indovinate un po' la parata di Marchesano, non c'è un attimo di tregua qui al Pala Cosenza. Si riprende a giocare Bavaresco, Jefferson per Cabeza, controllo e conclusione, Marchesano in 2 tempi, che poi mette in movimento Titon, che realizza il più classico dei gol dell'ex, che sigla la definitiva vittoria del Benevento 6-3 per la formazione sannita. Segna anche Jefferson Titon. Doppia finta di Cabeza, tripla finta mentre a sedere Fabinho, poi Jefferson sul secondo palo, Pedrinho con il petto realizza il gol del 4-6 a 7 secondi, ma chiaramente è tardi per la Pirossigeno Cosenza. Match che finisce qui, il Benevento tiene viva un'ultima speranza per la salvezza, sbanca Cosenza per Serie A 4, lo fa grazie ai gol di Lolo Suazo, Fabinho, Volollino, Josema, ancora Volognino e poi Titon. Per i rossoblù non bastano la doppietta di Pedrinho, il gol di pari De Marchio, il gol di Rodrigo Trentin. Termina 4-6, Benevento che si porta a quota 12 in classifica, Pirossigeno che resta fermo a quota 20. È tutto, amici sportivi appassionati di calcio a 5, da Cristian De Nicolò. Un buon proseguimento di serata e buon futsal a tutti.